Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Ennesimo incidente sul lavoro oggi a Buscate, un uomo di 44 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Legnano. È successo poco dopo le ore 13 alla EMA, un'azienda di Via dell'Industria. Il lavoratore è stato schiacciato da una pesante lastra di ferro lunga 10 metri. Per spostare la lastra e soccorrere il ferito sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La vittima dell'incidente per fortuna non è in gravi condizioni. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora la tragedia del 12enne di Caronno Pertusella, Paolo Fiscato, che è morto dopo 8 giorni di terapia intensiva. Il ragazzino è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in un dirupo in Valle Formazza. Nulla sono valsi i tentativi dei medici dell'ospedale di Novara dove era stato ricoverato. L'incidente era avvenuto il 20 agosto scorso durante una gita con la famiglia a Salecchio, a 1600 metri di quota. Il 12enne aveva riportato gravi traumi alla testa e al torace. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. E adesso spostiamoci a Varese. Da oggi si torna a pattinare in via Albani. Nel servizio, con le immagini di Stefano Benvenu, l'intervista al gestore dell'impianto sportivo Matteo Cesarini. L'impianto di ghiaccio totalmente rinnovato, abbiamo una nuova balaustra di ultima concezione che ci consente di ospitare qualsiasi tipo di competizione, delle soglie di ingresso in pista a zero per tutte le porte che consentono di utilizzare anche per tutte le partite dello sledge hockey, quindi sport paralimpico. Gli spogliatoi sono stati attrezzati tutti con modalità funzionali per gli atleti, quindi questo è un passo in avanti importante. E anche a livello impiantistico ora abbiamo la possibilità di gestire il ghiaccio anche nella creazione del ghiaccio e soprattutto dei consumi in modo moderno, quindi in poche ore riusciamo anche a modulare quelle che sono le necessità della pista. Adesso l'obiettivo è quella chiaramente di mettere la struttura a sistema, farla fruire, sbloccando tutte le parti che sono ancora oggetto di lavori e dopodiché mantenerla al meglio per tenerla bella come adesso è. Giornata storica per le associazioni sportive del ghiaccio di Varese che dopo 2 anni e mezzo di sacrifici oggi hanno finalmente ripreso possesso della pista di via Albani. Non si chiama più Palaghiaccio, ma A5 Ice Atena, l'impianto sportivo di moderna concezione che sarà aperto al pubblico ad ottobre e che comprende anche la parte acqua con le piscine, la palestra e campi da pedal, oltre a un'area ristorazione. Ad inaugurare la pista questa mattina sono state le atlete della Varese Ghiaccio e i giovani dell'Hockey Camp Varese, insieme all'onorevole Matteo Bianchi, che ha un passato da hockeyista legato proprio all'impianto varesino e che oggi si è tolto la soddisfazione di tornare a calzare i pattini in via Albani. Domani sera toccherà invece ai mastini con il primo allenamento stagionale e poi agli atleti dell'Hockey Chiasso, che torneranno a Varese per la preparazione prestagionale. E restiamo a Varese spostandoci alla Schirana. Si concludono i 2 mesi di balneazione provvisoria nel lago, ma si apre la fiera campionaria. Le novità in questo servizio curato dalla redazione. Ecco, siamo alla Schirana, qui è la riva del lago. Siamo qui perché con la fine di agosto si chiuderanno i 2 mesi di ritorno alla balneazione, 2 mesi di ritorno sperimentale concessi dalla regione in considerazione del fatto che le condizioni delle acque sono ora compatibili appunto con i tuffi, le notate. Vedete, c'è qualcuno sulla riva che prende il sole, ci sono le imbarcazioni di chi si allena con il canottaggio. Il ritorno poi nel 2023 alla balneazione sarà possibile se si manterranno sempre le condizioni dei parametri di legge per consentire appunto l'immersione nel lago. Il bilancio come è stato di questi 2 mesi è abbastanza positivo, seppure non ci sia stato un affollamento che non era neppure negli auspici delle istituzioni, che vedono questo angolo da preservare anche da un punto di vista ambientale, e la Schirana non è Rimini. E ora lasciamo il lungolago, spostiamoci qua sempre alla Schirana in piazzale Roma. Eccolo, quelle che vedete sono le tensostrutture che ospiteranno la
fiera città di Varese. È un ritorno della campionaria qua alla Schiranna dopo gli anni di Covid che hanno visto questa rassegna in forma ridotta spostata in città appunto per le ragioni sanitarie di cui si è detto. Vedete, è in corso l'allestimento, tra una decina di giorni ci sarà il debutto e viene occupata praticamente tutta l'area di Piazzale Roma, che è la stessa che ospita il Luna Park. Ancora Varese, traffico che gradualmente sta tornando alla normalità. Vediamo che cosa comportano le limitazioni sull'ultimo tratto della Bretella. Il servizio è di Luigi Crespi, le immagini di Alessandro Perrone dell'agenzia Blitz. Seconda settimana di chiusura della bretella autostradale in direzione del centro di Varese. Il traffico tiene, anche se il ritorno di gran parte dei vacanzieri ha provocato qualche disagio agli automobilisti. Dal 22 agosto il flusso d'ingresso verso il centro cittadino viene deviato all'altezza dello svincolo con Viale Gasparotto. Chi arriva dall'Autolaghi deve uscire e all'altezza della rotonda della nuova Esselunga percorrere Viale Europa per poi utilizzare vari svincoli verso la città. Dopo una settimana di relativa tranquillità, oggi il comparto largo Flaiano Gasparotto ha retto alla prova del ritorno a flussi veicolari più corposi, anche se nelle ore di punta si sono registrati rallentamenti, soprattutto nella zona dell'ex Malerba. La bretella sarà riaperta la prossima settimana, in tempo per sostenere l'ulteriore aumento del traffico previsto con il ritorno alla normalità di settembre, legato anche alla riapertura delle scuole. Fa la spesa al supermercato con un coltello. Uno straniero è stato denunciato con l'accusa di porto di oggetti atti ad offendere. Il video dell'episodio, che è avvenuto ieri sera a Varese al Carrefour di Viale Milano, sta facendo il giro della rete. Pubblicato sui social da alcuni clienti che hanno assistito alla scena, riprende l'uomo atterrato e disarmato dal personale di sicurezza del supermercato nella zona delle casse. A ricostruire la vicenda è stata la polizia, intervenuta con tempestività. L'uomo a terra è uno straniero già noto alle forze dell'ordine in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione. L'uomo, come detto, si aggirava per il supermercato armato di coltello. Non lo stava utilizzando e forse non aveva alcuna intenzione di farlo, perché tra l'altro aveva già pagato la spesa alla cassa, ma gli addetti alla sicurezza non hanno voluto rischiare, data la disinvoltura con cui l'uomo esibiva il coltello, hanno deciso di disarmarlo e immobilizzarlo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. E ora Domodossola, weekend di controlli da parte dei carabinieri, ci spiega tutto in questo servizio Marco De Ambrosis. Oltre 50 persone identificate e 30 autoveicoli controllati, con numerosi alcol test eseguiti. È stato un intenso fine settimana di controlli per i carabinieri della compagnia di Domodossola, coordinati dal capitano Alberto Rondano e impegnati per garantire l'ordine e il regolare svolgimento delle numerose feste che sono state organizzate proprio nel fine settimana in Ossola. Particolare attenzione è stata posta alla patronale di San Bartolomeo di Villadossola, alla sagra della patata di Montecrestese e al monitoraggio del centro cittadino domese, focalizzando l'attenzione in quest'ultimo caso su via Rosmini, teatro di recenti atti vandalici. La massiccia presenza degli uomini dell'arma ha scongiurato eventuali criticità e i festeggiamenti si sono svolti in un clima di pacifico divertimento, responsabile e sicuro. In questi 2 giorni di servizi ininterrotti, numerose sono state poi le pattuglie anche a piedi impegnate in servizi mirati in borghese. Insomma, il senso di responsabilità e di correttezza ha contraddistinto in generale la frequentazione dei luoghi di aggregazione in Ossola durante tutto il weekend, sia da parte dei residenti che dei tanti turisti, molti dei quali provenienti dal Varesotto. Ed è stata efficace in termini di controllo e prevenzione la massiccia azione messa in campo dai carabinieri. Visto il periodo ancora caldo e a livello turistico, l'attenzione rimarrà comunque alta anche nei prossimi giorni. Il capitano Rondano sottolinea infatti che i controlli saranno intensificati ed eseguiti anche il prossimo fine settimana in occasione del raduno internazionale dello spazzacamino in Valle Vigezzo. E chiudiamo con lo sport calcio. Coppa Italia di Serie D, Città di Varese supera ai rigori il Legnano. Vediamo il servizio con le immagini di Domenico Ghiotto, l'analisi è di Silvio Tranquillini.
Qualche buona indicazione, ma anche la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare per Città di Varese e Legnano. È stato un derby in chiaroscuro quello di ieri al Franco Ossola per il primo turno di Coppa Italia, chiusosi con la qualificazione dei biancorossi dopo i calci di rigore. Sia la squadra allenata da Gianluca Porro che quella guidata da Antonio Palo hanno dimostrato infatti di avere un buon potenziale, ma ancora una condizione fisica approssimativa e soprattutto la difficoltà nel trovare la via della porta, tanto che le occasioni si contano sulle dita di una mano. Alla fine hanno avuto meglio le difese e i portieri, sempre attenti a respingere ogni pericolo, e i tempi regolamentari si sono conclusi senza reti. Si è andati così ai tiri dal dischetto, tutti calciati con estrema efficacia, fino al turno del legnanese Cosentino, che si è fatto respingere la conclusione dal portiere biancorosso Moleri, già protagonista di una bella uscita su Conè nel secondo tempo. Città di Varese che si qualifica ai 32esimi di finale, ma non c'è tempo per festeggiare. Domenica infatti inizia il campionato e per entrambe l'impegno è subito di quelli molto complicati. Il Varese ospiterà a Masnago gli emergenti milanesi dell'Alcione, mentre il Legnano andrà a Bra contro una delle favorite del girone. E per vincere servirà fare molto di più. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19. Buona serata.